Gesù risorto è con noi e ci dà la sua vita. È il messaggio di speranza che arriva dalla Pasqua di Resurrezione, quello che il Vescovo ha portato agli ospiti della residenza protetta Anni Azzurri di San Pier di Canne a Chiavari. Accolto dagli ospiti e dal personale della struttura, Monsignor Alberto Tanasini ha preso spunto dalle letture del giorno per spiegare come Gesù, attraverso la sua Chiesa, continui ad essere partecipe della vita degli uomini. Essa è stata fondata affinché la sua salvezza raggiunga tutti gli uomini e vi porti la sua gioia, ha spiegato. Quella gioia che, come ha raccontato poi il Vangelo del giorno, è scaturita anche per i discepoli di Emmaus quando, incontrando quel viandante che spiega loro le scritture, si rendono conto che altro non è che Gesù risorto. È proprio la celebrazione dell'Eucaristia, quello spezzare il pane, che fa capire ai discepoli di Emmaus di trovarsi di fronte al Figlio di Dio, ha spiegato il Vescovo, diventa per ogni fedele il momento in cui sente vicino a sé, nella propria vita, la presenza di Gesù. Gesù è con noi, anche noi gli diciamo resta con noi. E Gesù resta con noi, è restato con noi. E anche per noi fa il segno che ha fatto ai due apostoli. Anche per noi spezza il pane. Anche oggi lo facciamo con la nostra celebrazione dell'Eucaristia. Spezziamo il pane come Gesù lo ha spezzato quella sera con i due discepoli di Emmaus. Tante volte l'anziano, l'infermo, il malato si sente diverso da quando c'era la salute, no? Per cui tante volte ci si può sentire scoraggiati, no? La presenza di Gesù risorto è una presenza che sostiene, che accompagna, che prende per mano, no? Come ha accompagnato i discepoli di Emmaus, no? Pensiamo al Vangelo di oggi, che è veramente un segno bello, no? Di speranza, di vita, ecco, per tutti.